Ciao artigiano, allora il manufatto che vedi qua non fa parte del progetto di oggi. Oggi ti mostro come ho realizzato una porta interna in rovere massello. È una porta scorrevole esterna con il kit KR80 di Petit SPA. A questa porta ho messo dei vetri, per mettere i vetri ho dovuto crearmi la battuta ancora prima di incollare montanti con traversi. Se sei curioso ovviamente di vedere come ho realizzato la sede per i vetri, segui attentamente il video. Come sempre quando lavoro il massello parto dal grezzo, in questo caso ho lavorato su tavole da 65 mm di rovere, nonostante mi servisse un 35 mm finito, ma in occasione di un futuro progetto, guarda caso mi rientrano anche le misure, ho deciso di utilizzare quello da 65 di modo da avere già pronto la rimanenza che restava dalla lavorazione di questo. Ho fatto le solite lavorazioni, pellato di faccia, pellato di costa, poi al banco sega ho spaccato le tavole, dopodiché mi sono aiutato con la sega nastro perché l'altezza non era sufficiente quella del banco sega, poi sono passato a piallare tutto a spessore. Una volta terminata la lavorazione a spessore sono passato a lavorare alla squadratrice giusto per intestarmi i pezzi, portarmeli a una lunghezza grezza di qualche millimetro in più e proseguire poi con la lavorazione al domino, quindi iniziare ad assemblare le prime parti, i primi componenti della porta. Sono pronto per iniziare a fare le prime unioni, utilizzerò il domino, non il domino grande ma il domino piccolo, sarebbe il DF500. Ho i tasselli da 10 mm di altezza, 50 mm di profondità, quindi le cave saranno da 25 per parte, 25 mm per parte. Ho impostato l'altezza di fresata alla metà dello spessore di queste tavole. Per fortuna mi sono ricordato prima di incollare che devo fare delle fresate veloci. Bene, adesso che ho corretto l'errore posso mettere la colla. Sto notando adesso che nelle altre tavole che devo accoppiare ho dimenticato di fare la smussatura da fare con questa fresetta 45 gradi per smussa appunto, e la faccio al volo.
Finito. Una rifilata ai pezzi incollati, non mi ricordo neanche la misura. Allora, sono 6,70. Mi porto avanti, vi faccio le mostrine. Ho tutto pronto per la lavorazione alla tupì, devo fare le battute per i vetri. La stessa battuta che ho appena finito di fare sui montanti me la riporto sui traversi, esclusivamente dove andranno i vetri, quindi ci ho fatto una X giusto per ricordarmi. Per ottenere esattamente questo. Prima di incollare tutto insieme proseguo a fare le smussature. Dove posso utilizzerò il rifilatore con la fresa a 45 gradi, dove non riesco a utilizzare la fresa utilizzo il pialletto. Terminato di fare gli smussi, ho messo una vecchia coperta sul banco per non far scivolare i pezzi. Faccio le fresate col domino.
Sono pronto per incollare, ho finito di fare le fresate col domino, quindi adesso prendo i tasselli da 50x10 mm, metto la colla esclusivamente nelle fresate, poi ci piazzo il tassello dentro e poi unisco le parti e morsetto. Dunque, ho asciugato, tolto i morsetti e ho già anche levigato. Mi è rimasto da dare l'ultima passata di levigatura che darò con la 240, poi mi fermo. Prima però di levigare con la 240 mi intesto la porta, quindi da questa parte e da quella parte, così che la porta misura in altezza. Misura finita. Dato che questa è una porta scorrevole, al di sotto ha bisogno di una fresata per far passare, per far scorrere la pinnetta al suo interno. Una pinna, una semplice pinna che va fissata al pavimento e serve per evitare che la porta dondoli. La fresata la faccio con una fresa a disco, lo spessore della pinna è da 4,5, il disco è da 4,8. Terminata anche la levigatura, ho portato tutto all'esterno, ho soffiato bene con aria compressa, ho passato un panno pulito in cotone, panno asciutto. Sono pronto per iniziare la verniciatura. Partirò con un fondo acrilico bicomponente. Benissimo artigiano, io ho terminato anche di verniciare, giusto per informazione sappi che ho utilizzato delle vernici acriliche, trasparente acrilico, bicomponente, antingiallente e antigraffio. Ho fatto fondo e finitura. Ora mi piazzo i vetri, ho pronti anche gli stellini fermavetro, sono solo da tagliare a misura. Per fare questo utilizzo la troncatrice che c'è dietro di me, mentre per il fissaggio del listellino utilizzerò la groppinatrice per fare prima. Allora, mi porto l'angolo a 45, perfetto. Bene, è giunto il momento di fissare il fermavetro alla porta.
All'artigiano con la lavorazione del legno terminato. Ora aspetta il prossimo video dove ti faccio vedere come ho installato il kit per scorrevole esterna su questa porta, quindi come ho montato il telaio, anzi prima ho rimosso il vecchio, dopodiché ho montato il telaio, poi ho installato la barra per far scorrere appunto la porta, quindi vedrai anche come ho montato le carrucole sulla porta, insomma come ho installato completamente questo kit che è il KR80 di Petitti SPA. Quindi sempre oggi pubblicherò questo video, ti avviso io appena l'avrò pubblicato. Intanto ora arrivano i mini video che mi state mandando sul numero WhatsApp, questo numero WhatsApp. Se non l'hai ancora fatto mandamelo anche tu, basta un video di 10 secondi dove saluti, ciao artigiano, dici chi sei, di dove sei, cosa fai. Mi raccomando, resta nei 10 secondi se riesci. Perfetto, mi sembra di averti detto tutto, quindi posso salutarti. Mi raccomando, fammi sapere se il video ti è piaciuto. Stammi bene? Ciao artigiano! Ciao artigiano, sono Michele, ho 16 anni, pratico la lavorazione del legno come un hobby, ma vorrei che diventassi un lavoro. Stammi bene? Ciao! Ciao artigiano, sono Palma Cosentini, vivo a Cosenza, o meglio Castrolibero, provincia di Cosenza. Sono appassionato del legno, anche se ancora devo imparare tante cose. Ti seguo sempre e mi piacciono un sacco le cose che fai vedere. Ciao! Ciao artigiano, mi chiamo come te, sono Stefano, bergamasco. Non sono bravo come te però. Imparo molto dai tuoi video, sempre molto interessanti. Grazie, continua così, ciao! Artigiano, mi chiamo Filippo, faccio lobbista e questo è il mio laboratorio. Stammi bene? Ciao artigiano! Ciao artigiani, allora mi chiamo Carmine, sono in provincia di Salerno, mi interesso di restauro mobili, un po' di falegnameria, un po' di tutto. Mi interesso anche di strumenti musicali popolari. Un saluto, ciao Mastro Stefano, a disposizione, grazie. Antonio Moscato, sono di Bologna, impiegato, appassionato della lavorazione del legno. Ciao artigiano. Gianni, ciao Stefano, mi chiamo Dario Chieti e non faccio il falegname come lavoro, però lo faccio per mia grande passione. Ciao a tutti.